vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, e ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. E mi pareva strano, e gli pareva strano, e ci pareva strano, ma strano, 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 che fosse tutto giusto, che fosse tutto a posto, che non ci fosse un guasto o qualcosa che non va. La starta di dava un fil, la crema sul bignè, e lo notai così, che guardava proprio me. Davo la colpa al mio fascino strano, oppure a quel mio non so che. e invece avevi il biglietto col prezzo sul giletto. E mi pareva strano, E gli pareva strano, e ci pareva strano, ma strano, 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 che fosse un gran successo, che capitasse adesso, che mi piovesse addosso questa mia celebrità. C'era una scena blu, le luci e la TV, e tanta gente che si sbracciava intorno a me. Credevo fosse il mio sguardo di fuoco a farli impazzire così, e invece era che tu non dovevi stare lì. e mi pareva strano, E gli pareva strano, e ci pareva strano, ma strano, 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 e mi pareva strano, e gli pareva strano, e ci pareva strano, ma strano, 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 e ci pareva strano, 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 strano. Pareva strano a Franchi e a Ciccio, figuratevi se non pare strano pure a me. Le 12, 7 minuti e 56 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, Capitaneria di Porto, amici miei, ma non dell'avventura, buon pranzo. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata del 27 agosto dell'anno del Signore 2025, mercoledì. E allora noi apriamo i nostri locali della Capitaneria. Ancora un saluto a Franceschi e a Simone, poi all'una alla stazione di Napoli Piazza Garibaldi salirà come sempre Natalia a prendere il posto di macchinista, per cui per adesso direi che stiamo marciando abbastanza in orario. Avete ascoltato e mi pareva strano del 1981, Franco e Ciccio, la loro garbata ironia per due grandi attori che il cinema italiano ha estremamente sottovalutato e ridotto solo al ruolo di quelle commediole, peraltro gradevoli da vedere, che sono rimaste nel cuore di milioni di italiani. Chissà che cos'altro avrebbero potuto fare se solo quei quattro intellettuali del cacchio col birignao, come diceva la buonanima di Vittorio De Sica, si fossero accorsi delle loro capacità, delle loro facce, delle loro uscite. Pasolini se ne accorse, infatti nell'episodio di Capriccio all'italiana Cosa sono le nuvole ci sono Franco e Ciccio che recitano nel ruolo dei pupi insieme all'immenso Totò, ma stiamo parlando di Pierpaolo Pasolini, non del primo fesso che passava per strada. 0292947222, il telefono è aperto da questo momento, 340-670-9659 le vostre zappe. Vi ricordo sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online
dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, l'Onda Libera del nostro Giulio Cainarca, le videopillole, io che ancora fino a venerdì sostituisco Semivarin per la rassegna stampa e molta altra bella roba ancora. Infine, a questo punto direi che possiamo prendere la prima telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, buondì, vai col punto. Bonjour, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va, tout bien? Très bien, très bien. Oh là là. Il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la Talk Radio. Il governo Meloni si mostra sempre più lacerato al suo interno e le crepe che da mesi serpeggiano dietro la facciata di un esecutivo compatto si sono fatte più visibili proprio nei giorni di grande esposizione pubblica estiva, anche mediatica, quando i riflettori si accendono e ogni gesto o dichiarazione finisce amplificato. Le divisioni tout court che covano da tempo tra ministri e tra alleati di maggioranza sono esplose con forza al meeting di Rimini, che ha finito col trasformarsi nel teatro simbolico di un confronto tutto interno al centrodestra di governo, a partire dallo scontro sempre più evidente tra Antonio Tajani e Matteo Salvini, ma anche tra lo stesso Tajani e Giancarlo Giorgetti. Il primo ministro degli esteri e leader di Forza Italia ha colto l'occasione per marcare con fermezza il perimetro delle sue competenze, ricordando che la politica estera deve restare prerogativa in primis del Presidente del Consiglio, lontano da ogni iubis. Pardon, non soltanto così, ma anche del titolare stesso della Farnesina. Un messaggio chiaro che è stato indirizzato a Matteo Salvini, colpevole, secondo molti, reo di sovrapporsi in modo scomposto nelle relazioni internazionali con esternazioni che sfidano la linea ufficiale dell'Italia. Tajani dunque si smarca con decisione proprio mentre sul piano economico il clima tra lui e Giorgetti si fa sempre più teso. Il ministro dell'economia non nasconde più il suo malessere per le continue fughe in avanti dei colleghi di governo, con promesse e dichiarazioni che compromettono la difficile tenuta dei conti pubblici. Il vice premier fortista dal canto suo appare sempre più insofferente rispetto all'impostazione rigorista di via 20 settembre, segnalando divergenze profonde non solo sugli strumenti da usare per la prossima manovra, ma anche sulla visione complessiva del ruolo dello Stato dell'economia. Una frattura che rischia di diventare insanabile con l'approssimarsi delle scelte più delicate, tra tagli, coperture incerte e promesse elettorali da onorare. Da questo punto di vista i nodi verranno al pettine con la prossima manovra di bilancio autunnale. Vado a concludere proprio sul fronte politico e mediatico che la temperatura si alza davvero, con la rivalità mai sopita tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, pronta a riemergere in tutta la sua intensità. Se ieri si è toccato così alla Premier calcare il palco di Rimini con un discorso testo a riaffermare la centralità del suo governo e a dare un messaggio di coesione, oggi sarà proprio Salvini a chiudere il calendario degli interventi degli esponenti dell'esecutivo, ultimo tra i ministri a parlare in una posizione che non può sembrare una sfida. A Meloni sarebbe stato assicurato che il leader della Lega si limiterà a parlare di infrastrutture senza sconfinare su temi e terreni delicati come la guerra in Ucraina, ma la storia recente insegna che il vice premier leghista non è nuovo a sorprese e le sue recenti bordate contro Emmanuel Macron e l'idea francese di un esercito europeo sono lì a dimostrare come Salvini non intenda allinearsi docilmente alla postura atlantista del governo. Ogni sua uscita rischia di spostare l'asse della comunicazione su toni nazionalisti, mettendo in difficoltà non solo Meloni ma anche Tajani, che si trova a dover continuamente correggere la rottura per assicurare gli alleati occidentali. Concludo in ultimo dicendo che questo accusa, mentre la Meloni, la nostra Presidente del Consiglio, cerca di tenere insieme l'asse e le diverse anime del suo esecutivo, anche tra le tensioni tra il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, apre un altro fronte, la polemica sul trattamento riservato a Casa Pound, che secondo alcune dichiarazioni dello stesso Giuli meriterebbe una considerazione diversa da quella riservata ai centri sociali come il Leoncavallo, ha fatto influire così il titolare del Viminale, che teme di legittimare simbolicamente realtà politiche estremiste. Lo scontro, che all'apparenza può sembrare marginale, ha in realtà implicazioni
riflessioni profonde sul piano dell'identità politica di questo esecutivo e sulla gestione dell'ordine pubblico, tanto più in un momento in cui l'opinione pubblica mostra crescente attenzione verso il tema della radicalizzazione. E c'è un problema di questo governo di centrodestra. Sì, però siamo un po' troppo in là, Michele. Comunque, molto semplicemente, intanto grazie del tuo tempo. Quello che ti voglio dire è molto semplicemente: guai a quel governo in cui non c'è mai discussione. Tu dici che sono delle crepe, ma io dico che è la normale dialettica che c'è in un governo di coalizione. Altre telefonate, pronto chi è là? Pronto? Ciao, sono Sì, Marco del ciao Tecno carissimo. Torinese. Mi sono scordato di mettere triangolo, scusami. Beh, vabbè, Lo mettiamo alle 12:30, dai. non c'è problema. Senti, stamattina Cainarca ha avuto un ospite che ha parlato dei vaccini. Volevo solo ricordare che la nuova definizione dell'OMS di vaccino non parla proprio di che il vaccino debba bloccare o limitare la diffusione della gente che porta la malattia, ma parla solo di evitare lo sviluppo della malattia per cui il vaccino è stato pensato. E questo l'ho letto sul sito, l'ho letto già nel 2020 sul sito della FDA americana, perché la nuova definizione è entrata in vigore nel 2016, se ricordo bene. Quindi questa è la prova dell'inutilità dell'OMS. Non solo abbiamo fatto bene a rifiutare le modifiche del regolamento che ci avevano chiesto, ma secondo me dovremmo prendere e proprio andarcene dall'OMS. Molto bene, molto bene. Ti ringrazio. E allora abbiamo un'altra telefonata. Pronto chi è là? Hello? C'è nessuno? No, niente, non c'è nessuno. Vabbè, se volete telefonare 029294 7222 oppure 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp. Siamo qua per questo. Nel frattempo vi diamo le previsioni del tempo, perché sta per arrivare un'ondata di maltempo con piogge intense, rischio grandine. Si inizia dal nord, il giorno peggiore sarà domani. Sabato pioverà anche al sud, domenica sarà bello. Sentite un po' qua. È in arrivo sull'Italia una lunga fase di maltempo con l'ex uragano Erin che porterà piogge intense e rischio grandine. Si inizierà al nord già dalle prossime ore di oggi, mercoledì 27 di agosto, con aumento delle nubi e primi rovesci. Dal pomeriggio sera arriveranno le piogge prefrontali, cioè prima dell'arrivo del fronte perturbato vero e proprio. Spesso queste piogge prefrontali sono ugualmente intense e anzi tradiscono il meteorologo meno esperto. Il giorno da segnare col circoletto rosso sarà in particolare domani, giovedì 28 agosto, durante una 24 ore molto perturbata. Sono previste piogge con almeno 100-150 litri per metro quadrato al settentrione, anche grandine, più probabili tra Piemonte, Lombardia e Liguria, ma diffuse su buona parte del territorio. Il peggioramento investirà subito anche l'Alta Toscana, per poi da venerdì colpire tutto il centro-nord con strisciate temporalesche attive da ovest verso est. Il tutto sarà associato a un rinforzo del vento, dapprima di scirocco, anche forte tra oggi e domani, poi di libeccio fino a sabato. Sabato pioverà anche al sud, domenica invece sarà bello. Nelle prossime ore avremo anche un'ondata di caldo mobile, in pratica una rapida risalita di aria calda dal Nord Africa verso Sardegna e centro-sud, con punte diffuse di 33-34 gradi, picchi di 38 sull'isola dei Nuraghi. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì? Pronto, ciao. Ciao, immenso, dimmi tutto. Niente, Manzoni ha perso il colpo, che ne so. Nel dettaglio, vediamo le previsioni del tempo. Oggi, mercoledì 27 agosto, al nord peggiora con temporali anche forti, meno al nord-est. Al centro in gran parte soleggiato, locali rovesci in Toscana, caldo. Al sud soleggiato e molto caldo. Domani, giovedì 28 agosto, al nord forte maltempo con abbondanti precipitazioni, specie al nord-ovest.
Al centro peggiora in Toscana con rovesci forti, nubi, caldo altrove, caldo. Al sud soleggiato e molto caldo. Ancora venerdì 29 di agosto al nord maltempo, al centro maltempo sulle Tirreniche, caldo. Al sud peggiora in giornata. Tendenza, piogge verso il sud, migliora gradualmente altrove. Domenica soleggiata. Quindi queste sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Intanto sono le 12, 20 minuti e 13 secondi. Il telefono è sempre aperto allo 0292947222. Le zappe sono sempre aperte al 340 670 9659. E io, sempre sull'ADN Cronos, c'è uno sviluppo. Sapete che vi abbiamo raccontato in questi giorni sto ragazzo come si dice, bla 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 bla. Roma e Bassano del Grappa, casi frequenti in tutte le nostre città. Non ho capito a che cosa tu ti stia riferendo al 340 670 9659. Andiamo avanti con l'ADN Cronos. Stavamo dicendo, sapete di questo ragazzo che è stato trovato 27 anni con la maschera antigas, morto davanti al computer a Rosetto degli Abruzzi, provincia di Teramo. Sentite un po' che cosa c'è come aggiornamento. Dal suicidio al malore è una sfida social. Sono diverse le ipotesi sul decesso del ragazzo di 27 anni, trovato morto davanti al PC con indosso una maschera antigas a Rosetto degli Abruzzi, provincia di Teramo. Per domani, giovedì 28 agosto, è previsto il conferimento dell'incarico per l'autopsia che potrà far luce sulle cause della morte. Intanto i carabinieri proseguono le indagini. Sarà passato al vaglio anche il contenuto del computer e dei dispositivi informatici del ragazzo che sono stati sequestrati dagli investigatori. Alla maschera indossata dal 27enne era collegata una bomboletta di gas refrigerante. A trovare il corpo sono stati i genitori. Quindi dall'autopsia cercheremo di capire qualcosa di più, cercheremo di capire come vanno le cose. Ancora abbiamo Giorgia Meloni al meeting di Rimini. Questa è la notizia di apertura dell'ADN, battuta adesso. Il primo intervento da Premier, applausi per la Presidente del Consiglio al suo arrivo all'appuntamento di Comunione e Liberazione. Ci sarà anche Matteo Salvini. La Premier Giorgia Meloni è arrivata alla Fiera di Rimini per partecipare al meeting di Comunione e Liberazione. È la prima volta che interviene alla Kermesse in veste di Presidente del Consiglio. Una folla di curiosi ha atteso l'ingresso del capo del governo nella hall sud della fiera, tributando a Meloni un caloroso applauso. L'intervento della Meloni sarà introdotto da Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto, mi senti? Sì, perfettamente, Pronto? dimmi. Sì, ciao, sono Manzoni. Lo so, dimmi. No, volevo dire, anche oggi abbiamo sentito l'eloquio di Caruso. Tu hai qualcosa da dire di tuo in trasmissione oppure no? No, volevo dire solamente E allora? il telefono, questo era solamente allora, questo telefono 2 volte al giorno e faccio una lettura di editoriali pubblicati sul giornale per fare sui giornali vari che sceglie lui e che durano 4 ore. E tutto qua. Tu invece non chiami mai e non parli mai, perché non chiami pure tu, scusa? No, non parli mai, scusa, mi hai segato non parlo mai. No, io non ti ho segato, semplicemente sei invitato a intervenire in maniera tranquilla e serena, quindi non c'è problema. No, perdona Antonino. Allora, io quando intervengo faccio una domanda precisa e voglio una domanda risposta. Non faccio una lettura del giornale tranquilla, lunga, un quarto d'ora. E perché non la può fare lui, tu invece non la puoi fare? Qual è il problema? No, non è, il problema è che la posizione dura poco. Se in due ci mettiamo a fare un eloquio di 24 minuti, capisci che la trasmissione... Non mi pare che abbia fatto un eloquio di 24 minuti. Non ha fatto un eloquio di 24 minuti. Io e te invece stiamo facendo un eloquio sul nulla. Vuoi commentare una notizia di politica? Vuoi dire qualcosa? Ci ha raccontato tutta la storia che ha letto. Sì, ma io ti voglio chiedere, anziché fare polemica con Michele Caruso, tu hai qualcosa da dire?
Hai una notizia politica? No, Vuoi io chiedere la mia vuoi dire politica era qualcosa? solo quella, No, punto. quindi il concetto è Basta, non deve punto, parlare lui perché non basta. parlo Quando io? intervengo, quando faccio telefonate, chiedo una domanda e chiedo una risposta. Bene, qual è la domanda che vuoi chiedere? Scusami. Qual è la domanda che vuoi chiedere? La La tua che domanda voglio- qual è? No, non te lo posso dire, perché sennò mi seguite definitivamente buonanotte a secchi. E allora che cosa mi hai chiamato a fare? Chiudi, abbiamo perso tempo, potevamo usare questa telefonata. Chiudi per favore, potevamo utilizzare questo spazio radiofonico per discutere di altro. Uno gli chiede, vuoi chiedere qualcosa? No, perché poi mi segui. Allora che hai chiamato a fare? Andiamo avanti. Dicevamo della Meloni, l'ultima partecipazione risaliva all'estate 2022, scrive l'ADN Cronos, durante la campagna elettorale per le politiche, in un panel con gli altri leader di centrodestra e centrosinistra. All'epoca il segretario del PD era Enrico Letta, principale sfidante di Meloni nella corsa che portò il centrodestra al governo. In ambienti di maggioranza c'è chi azzarda un parallelismo tra la kermesse di Comunione e Liberazione e Atreio, la festa annuale di Fratelli d'Italia. Due manifestazioni che si muovono su binari diversi, ma che hanno sempre fatto del confronto una delle loro principali caratteristiche. In più si sottolinea entrambe le manifestazioni sono in gran parte organizzate da volontari. Dal discorso della Premier ci si attendono riferimenti alla difficile situazione internazionale, Ucraina, Gaza, rapporti con gli USA e la tenuta dell'Occidente. Oltre a dossier interni, in particolare le misure prese dalla prossima manovra su ceto medio e famiglie, temi particolarmente cari alla platea riminese. Meloni non dovrebbe sottrarsi neppure al tradizionale giro tra gli stand della fiera. Ci sarà anche Salvini. La giornata di oggi sarà appunto anche quella di Matteo Salvini, il vicepresidente del Consiglio, leader della Lega, interverrà alle 17:30 su infrastrutture e deserti della modernità, insieme ad Alfredo Maria Becchetti, presidente di Infratel, e Stefano Antonio Donnarumma, D&G del gruppo FS, in un panel moderato dal direttore della Fondazione Meeting, Emanuele Forlani. Il ministro dei Trasporti è stato protagonista di alcuni dei passaggi più movimentati dell'estate politica, dalla polemica con Emmanuel Macron, sfociata in una mini crisi diplomatica, al botta e risposta con Tajani sul dossier delle banche. Sul tavolo della maggioranza però non ci sono soltanto i temi del meeting. Restano aperte questioni spinose, dal caso vaccini con la revoca della commissione NITAG da parte del ministro della Salute Orazio Schillaci, dopo le polemiche sulla presenza di medici considerati Novax, decisione non concordata con Palazzo Chigi e che avrebbe irritato la Premier, al complicato puzzle delle regionali. Dopo l'investitura del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, come candidato governatore in Toscana, mancano ancora diversi tasselli. La partita più delicata è quella del Veneto. Nonostante alcune aperture da Fratelli d'Italia sull'ipotesi di un candidato leghista, la scelta resta congelata in attesa di un vertice dei leader del centrodestra. Alla domanda se Fratelli d'Italia si è decisa a sostenere un nome espresso dalla Lega, il senatore veneto Raffaele Speranzoni, interpellato dall'ADN Cronos, chiarisce: non mi pare proprio. C'è solo una frase che ha detto Luca De Carlo, intervistato dalla Stampa: sarebbe uno straordinario atto di generosità verso la Lega, come a dire non lo escludiamo. Oltre al Veneto restano da definire anche la Campania e la Puglia. In Campania tra i nomi più accreditati restano quelli di Edmondo Cirielli e Matteo Piantedosi, mentre in Puglia Forza Italia spinge per il deputato Mauro Dattis. Da Via della Scrofa minimizzano: nessuna grana, Campania, Puglia, Veneto saranno le ultime regioni ad andare al voto quest'anno, ecco perché non abbiamo ancora chiuso i dossier. È solo una questione temporale. La parola finale spetta al leader di coalizione, che non hanno ancora convocato un vertice. Un'occasione di confronto potrebbe arrivare giovedì 28 agosto, in occasione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Vedremo anche qui che cosa succederà. Le 12:29 minuti e 9 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. West Nile, la prima vittima in Veneto, è morta una donna di 81 anni della provincia di Rovigo. L'anziana soffriva di patologie pregresse. Nel frattempo a Gaza nuovi attacchi delle IDF. Trump oggi presiederà una grande riunione alla Casa Bianca. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, 3 anni dal sì come nelle favole, siamo contenti per voi. Poi Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, il romantico annuncio della cantante.
chissà i Griffin quanto avranno da sfottere su questo argomento. Verbania, morto il bimbo di 3 anni caduto nella piscina di un B&B a Omegna, era stato trasportato sabato scorso in codice rosso a Regina Margherita di Torino. Un abbraccio grande alla sua famiglia e che Dio lo accolga. Sono le 12:30, noi ci fermiamo, ci ascoltiamo i Montefiori Cocktail con Who Renato 2000. Il triangolo, Anton. Ah, ecco, ce l'aveva chiesto il nostro ascoltatore. Triangolo di Renato Zero 1978. Grazie Francesco, a tra poco. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana, il pretesto lo sai, 4 dischi, un po' di whisky, sarò grande vedrai, fammi spazio e dopo mi dirai, che maschio sei. Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola, semmai. Mentre lui chi è? Lui chi è? Cioè è difficile farlo con te, mollalo! Lui chi è? Lui cos'è? Lui com'è? È distratto ma è certo di troppo, mollalo! Mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale. Quale eventualità? Trovarmi una collocazione. Ora spiegami dai l'atteggiamento che dovrò adottare, mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia lui. Non è il mio tipo. Lui chi è? Si potrebbe vedere, si potrebbe inventare, si potrebbe rubare. Lui chi è? No, 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 no. Lui chi è? Lui chi è? Cioè è difficile farlo con te, mollalo! Il triangolo no, non l'avevo considerato, d'accordo ci proverò, la geometria non è un reato, garantisci per lui, per questo amore un po' articolato, mentre io rischierei, ma il triangolo io lo rifarei, perché no? Lo rifarei. Lui chi è? No, 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 lui chi è?
chi è? Si vedrà. Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? No, 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 no. Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Ed era il 1978 quando Renato Zero incideva Triangolo, ladies and gentlemen, alle 12:35 minuti e 27 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Io avevo annunciato prima, confondendomi, i Montefiori Cocktail con UA, che detta così voi direte ma che pezzo è? Invece io ve l'accenno un attimo. È la sigla di Affari Tuoi, perché adesso noi parliamo del caso di Stefano De Martino. Stefano De Martino che, come sapete, ha visto la sua privacy sputtanata all'urbe e all'orbo, come direbbe Camilleri. Ecco, sputtanata all'urbe e all'orbo perché sostanzialmente qualcuno è riuscito ad acquisire le telecamere a circuito chiuso interne a casa sua. Ce n'era una anche nella camera da letto, dove in realtà ti sconsigliano fortemente di metterne una, e alcune sue performance ginnico-erotiche a quanto pare sono finite online. E allora io ne ho parlato con Valentina Tarricone, che è la CEO di Tarricone Investigazioni. Sono investigatori privati di vaglia attivi a Milano da molto tempo, molto preparata sull'argomento. Lei è anche un'avvocatessa, e sentite un po' che cosa mi ha detto Valentina su questa storia e in fondo sul mito della privacy, che come l'araba fenice, che vi sia ognuno lo dice, ove sia niun lo sa. Ragazzi, andate pure per favore. E allora la mia gradita ospite quest'oggi, che è anche un gradito ritorno, è Valentina Tarricone. Valentina Tarricone, lo sapete, avvocato e general manager dell'agenzia investigativa Tarricone Investigazioni, insieme con sua sorella Simona, che insieme hanno rilevato l'avventura professionale cominciata nel 1978 dal loro papà, il quale a sua volta è un ex ufficiale dei carabinieri. Quindi diciamo che le investigazioni ce le hanno praticamente nel sangue, buon sangue tra l'altro non mente. Ecco, Valentina, allora la mia vuole essere una battuta, ma battuta non è. Mi pare che Stefano De Martino nel pacco non ci ha trovato 300.000 euro, ma ci ha trovato un'altra amara sorpresa. Che è successo? Intanto bentornata. Eccoci, grazie mille, un saluto a tutti. Ha avuto una bella sorpresa e soprattutto meno male che se ne è accorto per tempo, perché a quello che ci dicono i giornali o comunque la stampa, è stato avvisato da un follower che l'ha riconosciuto, no, proprio dal tatuaggio, quindi l'ha riconosciuto in questi video intimi che ormai, a quanto pare sono stati fortunatamente rimossi dalla rete della polizia postale, però nel frattempo hanno avuto tantissime visualizzazioni, quindi non proprio una bella sorpresa né per lui né per la sua compagna, no? La ragazza, la sua attuale Caroline Tronelli, che è la sua attuale compagna, che appunto si è vista spiattellare online in tutte chat, WhatsApp e Instagram e anche Telegram, proprio dei link con i video dei loro rapporti intimi, quindi proprio una brutta sorpresa, come dicevi tu. Voglio dire, qui è tutt'altro che un'operazione, dico io, una volta nel mondo di noi nerd dell'informatica, 30 anni fa si chiamava ransomware, cioè ti arrivava un virus, ti bloccava il computer, ti chiedevano i soldi per darti un codice e sbloccarlo. Qui non mi pare che li abbiano diffusi per minacciare De Martino, che estorcergli dei soldi.
Cioè, è una vera e propria operazione di sputtanamento, mi pare. Sì. Allora, diciamo che molto probabilmente nell'ambito di un'operazione di prelevo, sottrazione di video che ha colpito più famiglie, no? Soprattutto più persone, perché sappiamo che da un'indagine che è emerso sono più di 70.000 le telecamere, no? Italiane che sono all'interno di un'indagine che sono state diciamo hackerato, dal quale quindi telecamere di sicurezza che sono posizionate all'interno di abitazioni, ricordiamolo, che sono state comunque hackerate, delle quali si sono stati prelevati proprio dei video all'interno delle abitazioni. Sì, qui allora adesso prima diciamolo per dovere di cronaca, qui era stato anche incaricato un collega, quindi un investigatore privato, per svolgere delle indagini per capire chi avesse diffuso, no, questi video e come soprattutto questi video siano stati rubati o comunque sono stati presi dal server delle telecamere. Però a quanto pare è emerso quello che poi in realtà è il pericolo più grande dal quale dobbiamo stare attenti tutti, cioè che c'è stato proprio un errore umano, cioè ovvero chi potenzialmente e lo stanno confermando in questi giorni, ha recuperato questi video, pare sia stato un tecnico proprio della società di telecamere di sicurezza. Adesso la cosa importante anche da dire, perché è che non tutti l'hanno scritto, almeno da quello che io dalla mia rassegna, dalle mie indagini, è che questi video si parla generalmente che sono stati ritraggono in questi atteggiamenti intimi all'interno dell'abitazione. In realtà bisogna essere un po' più specifici, perché questi video sono stati, quelli che appunto riguardano Stefano De Martino, riguardano degli atteggiamenti recuperati all'interno della camera da letto, non diciamo del soggiorno piuttosto che della cucina. Cioè, cosa vuol dire? Che le telecamere erano presenti all'interno della camera da letto, cosa che i tecnici o comunque tendenzialmente si sconsiglia, quindi viene proprio perché c'è questo rischio, cioè perché ricordiamoci che dietro la maggior parte dei sistemi di sorveglianza, soprattutto quelli che sono, no, sai quelli famosi collegati da remoto, no, dove se suona l'allarme interviene qualcuno, ci sono comunque degli operatori, quindi degli esseri umani che effettivamente hanno l'occhio all'interno delle nostre abitazioni. Quindi soprattutto in prossimità dei servizi igienici, quindi dei bagni piuttosto che delle camere da letto, non si devono mettere le telecamere. Questo, se vogliamo elargire questo consiglio a chi poi ci ascolta, è sconsigliato mettere delle telecamere di sicurezza o comunque è molto importante che se ci sono queste telecamere avere un controllo su queste telecamere, perché ovviamente possono riprendere dei momenti intimi della nostra vita e noi ce ne dimentichiamo che c'è l'occhio elettronico delle telecamere che ci riprende H24. Quindi quello che emerge è che molto probabilmente a rubare, quindi a prendere questi dati dal server che registrava, no, le immagini delle telecamere interne all'abitazione della compagna, sia stato proprio un tecnico, come dicevi tu. Però non a scopo evidentemente di lucro, ma per un'attività di diffamazione, chiamiamola poi come vogliamo. Ovviamente questi soggetti hanno compiuto un illecito che proprio è un illecito molto grave, quindi accesso abusivo a sistemi informatici, quindi che comunque è punito penalmente, e poi tutta una serie di violazioni della privacy che sono scaturite dalla condivisione spasmodica di questi video, perché io pure mi son fatta una cultura, sono andata a vedere, se tu non so se tu ci hai provato Antonino, ma se vai No, io ho nei preferito gruppi evitare comunque guai. no, infatti io mi sono bloccata prima, però se tu vai nei vari gruppi di Telegram, ci sono diversi gruppi che condividono questi link con questi video di De Martino, sì. Ecco, a Sì. posto siamo, veramente a posto. Ma a questo punto però lo chiedo all'avvocatessa, che rischia sta gente che si sente così intelligente? Si fa per dire Allora intelligente.
Si fa per dire intelligente, infatti quello che noi dobbiamo dire e sconsigliare a chiunque, quindi che viene un po' mosso, sia quelli mossi un po', no, dalla curiosità, assolutamente di non andare a condividere questi video, aprire i link, perché comunque c'è proprio è intervenuto anche il garante della privacy che ha, ordinato ovviamente la limitazione definitiva di continuare a condividere, perché comunque stai facendo un trattamento illecito di dati che sono dati sensibili, no, i video intimi, e quindi anche anche il fatto di andarli a condividere, quindi di diffonderli, vuol dire proprio andare, va a integrare comunque un illecito che può essere comunque, sanzionato nel momento in cui viene accertata l'identità della persona. Inoltre, per chi poi ha, effettivamente fatto questa attività, che si andrà a capire in che modalità, quindi se ha violato i sistemi informatici oppure li ha praticamente prelevati perché aveva accesso, semplicemente, alle password. Dobbiamo, ricordarci che comunque è, punito, comunque penalmente verrà punito, sia è prevista anche la pena in carcere, oltre che proprio delle multe, delle sanzioni, pecuniarie. Quindi questo per dire che comunque, non si scherza, cioè qui, parliamo proprio di al di là del fatto che proprio della norma, no, che ti dice che, tu sia che diffondi, ma sia che, recuperi in maniera illecita, vieni punito con questa sanzione, quindi il codice penale, ricordiamoci che poi c'è tutto il discorso anche, della diffamazione, perché qui stiamo parlando di un personaggio pubblico, quindi ricordiamo, non è che perché un personaggio è pubblico oppure nell'immaginario comune, se questo link è stato per esempio condiviso o inviato da altri soggetti, e tu non sei la prima persona che diciamo lo ha condiviso, anche tu a tua volta potresti essere punito, sanzionato per quanto riguarda la violazione della privacy. Quindi sono tutti reati informatici anche, quindi bisogna stare veramente molto molto attenti diciamo, e limitarsi, perché molto spesso, spinti dalla curiosità, non ci si rende conto che si violano delle norme. Ecco, tanto per chiarire. E visto che però tanta gente quando si trova davanti al computer o si trova davanti al telefonino crede di essere invece a Topolinia, dove non c'è diritto, dove non c'è legge, quindi facciamo tutto quello che cavolo vogliamo. Vorrei accennare un momento all'argomento che ha tenuto banco in questi giorni e poi per il momento la cosa si è un po' affievolita. Sto parlando di questo gruppo Facebook Mia Moglie. Ah, 32.000 iscritti. A parte il fatto che per quanto mi riguarda, uno che mette una foto rubata di sua moglie su un gruppo perché tutti la guardino Vabbè. è solo un povero Non si cornuto, ma proprio non commenta, vale no? niente come uomo. Ma al di là dell'illecito legale, moralmente è solo uno che fa schifo, appunto. Non ha alcun valore, alcuna dignità come essere umano. Ma questi 32.000 adesso che si fa? Perché voglio dire, non è che si possono istituire 32.000 processi o fare una class action. Che cosa faranno i giudici? Cosa possono fare? Guarda, allora io leggevo anche l'avvocato Bernardini Del Pace, che in realtà lei diceva: io se potessi difenderei tutte queste donne facendo proprio una class action e gli spennerei, probabilmente lei ha usato un linguaggio un po' più colorato, perché li spellerei, proprio li distruggerei. E io concordo, da donna e da avvocato, perché è bene che si dia un segnale molto forte a questi soggetti che hanno agito in questa maniera così subdola, e non posso dire in che altro modo perché siamo in radio, rubando dei momenti intimi e poi pubblicandoli, mettendoli alla mercé di tutti, anche di gente di sconosciuti. E quindi qui siamo proprio all'assurdo, e veramente è un'attività che, al di là dell'illecito, moralmente, eticamente ci ha sconvolto tutti, soprattutto una donna. Cioè io francamente credo che queste donne si sentano violentate
ok? Anche proprio dal punto di vista della sensazione io credo che sia la stessa, perché alcune, da quello che poi ho letto, si sono addirittura riconosciute, no? No, hanno riconosciuto il dettaglio del letto piuttosto che dell'intimo, quindi è veramente una situazione bruttissima. Io credo che adesso questi soggetti verranno individuati, me lo auguro, e verranno eventualmente sanzionati. Sicuramente, come dicevi tu, non si può agire nei confronti di tutti, però le mogli che eventualmente hanno scoperto, si sono riconosciute, sicuramente potranno andare, e io consiglio di farlo, perché ho anche visto, letto anche delle varie denunce. Io consiglio assolutamente di farlo perché non bisogna di andare a denunciare i propri mariti, quindi sia dal punto di vista penale che poi civilistico, no? Per risarcimento dei danni di immagine, perché poi rientriamo anche nell'ambito del revenge porn, no? Tu sai, tutti cambiamo il codice rosso, quindi le norme che sono state modificate, quindi adesso questi sono dei veri e propri illeciti penali, che vengono, se configurati, vengono sanzionati dalla legge. Io quello che consiglio è non fermarsi davanti al timore di perché molte persone, magari molte donne, sono anche vittime di violenza economica, non essendo dipendenti, magari non vogliono denunciare, non si vogliono separare. Siccome è un atto gravissimo, io spero che queste donne abbiano il coraggio di denunciare e di agire nei confronti di questi uomini, magari avendo anche un supporto, quindi che non si fermino perché magari, sai, se dovessero separarsi non hanno quell'autonomia economica di allontanarsi dalla propria casa, perché questo comunque è un atto gravissimo. Valentina, però qui mi pare che sempre più ci stiamo addentrando in una questione che riguarda una parola inglese divenuta, diciamo così, negli ultimi 20 anni una vera e propria ossessione, anzi quasi 30, perché la prima legge è la 675 del 1996, cioè la privacy. Sono quasi 30 anni che parliamo di privacy, abbiamo un garante della privacy, ma la privacy di fatto non esiste, cioè è divenuta una sorta di araba fenice, che vi sia ognuno lo dice, ove sia ognuno lo sa, però, perché tu ti metti una telecamera per garantirti la sicurezza in casa, ti arriva uno che ha impiantato l'impianto, comunque in grado di forzare le tue password, piglia, prende i tuoi video, ti sputtana in giro, oppure ti può chiedere un riscatto di questa roba qua. E vabbè. Vai in giro per la strada, ti raccontano che c'è la privacy, c'è questo, c'è quello, finisci filmato, finisci questo, finisci quello. Ma allora la privacy che cos'è, a parte la presa in giro? Ma allora, io scusami se io tiro un po' l'acqua al mio mulino, no? Come si suol dire. Beh, no, tu fai il tuo Noi mestiere, ci mancherebbe. come categoria sia di avvocati che di investigatori privati siamo completamente sotto l'occhio costantemente del garante della privacy. Che cosa vuol dire? Che un cittadino qualunque, una persona sulla quale noi, ti faccio un esempio, abbiamo indagato, se lo viene a sapere, no? Perché magari si va avanti, stiamo parlando di cornuti, prendiamolo ovviamente col sorriso, è una cosa importantissima il discorso dell'infedeltà, però prendiamo un caso di infedeltà. Nel momento in cui noi consegniamo il nostro dossier, dove ci sono, ahimè, ci sono anche dei video dove vengono scambiati degli atteggiamenti intimi, ti parlo di un bacio, di un qualcosa che comunque vada poi ad integrare, no, il discorso dell'infedeltà e ci sia una prova. Ovvio che noi, lato nostro, noi abbiamo a disposizione del materiale a iosa, cioè se noi volessimo fare corona della situazione o comunque avere dei comportamenti illeciti avremmo tantissimo materiale, ma questo ovviamente domani ci porterebbe a chiudere e avere la revoca della licenza, oltre a tutto quello che poi comporta. Noi siamo obbligati per legge a distruggere immediatamente quel materiale, quindi non possiamo archiviarlo, quei video devono essere distrutti una volta che sono stati consegnati al cliente, e
diciamo, la persona, l'indagato che è stato ripreso ha tutti i diritti di venire da noi e dire tu Valentina fammi sapere tutto il materiale che hai che mi riguarda, che hai trattato, ok? E noi dobbiamo dargliene conto, perché così questo dice la legge. Non ti nascondo che ci sono stati tantissimi casi di sanzioni che sono poi fondamentalmente cosa sono? Sono dei richiami, perché ovviamente il garante agisce dal punto di vista civilistico, non penale, sono dei richiami a comportamenti etici, a normative che riguardano le varie categorie e alle violazioni dei trattamenti, e poi certe volte però ci sono anche delle multe ingenti, ok? Quindi parliamo del fattore economico, e quindi noi siamo obbligati ad ottemperare anche a quello che dice il garante. Quindi diciamo da questo punto di vista effettivamente un cittadino può essere tutelato. La cosa dove voglio arrivare, che mi fa sorridere, è che invece un Pinco Pallino influencer che va a condividere dei video piuttosto che delle immagini e tutto questo marasma che succede in rete, purtroppo dobbiamo dire la verità, è difficilmente attaccabile. Perché? Perché è difficile risalire, il mondo di internet non è ancora totalmente regolamentato. Si sta cercando adesso col GDPR, quello si è voluto fare, cioè si è voluto, no, andare a regolamentare a livello europeo la normativa della privacy, no, per dire, no, in Italia noi facciamo così, in Francia facciamo così. Il punto vero è che il mondo di internet, del web, è ancora totalmente non regolamentato, perché non è, cioè è quasi impossibile andare a molto spesso dietro un profilo internet o un profilo, un utente, magari non c'è neanche una persona fisica, magari ci sono più persone, cioè e anche proprio materialmente quando vengono che vogliono denunciare gli utenti perché hanno diffuso i video oppure perché hanno creato dei profili falsi, anche noi stessi investigatori privati o chi fa diciamo forensic, chi fa questo lavoro, è difficile perché non è facile. Ad oggi chiunque può creare un'email falsa, un profilo falso, no? E non è facile andare a risalire, quindi quello che ti voglio dire, come la punisci quella persona se tu in primis non riesci a trovarla? Quindi, e poi, senza parlare poi di tutti i big, di tutte le società che tramite un click, quando tu acconsenti su internet al trattamento dei dati, i cosiddetti cookies, possono prendere da te la qualunque. Non ci dimentichiamo che è vero che quando tu parli ad alta voce e dici: "Ah, ma sai, mi piacerebbe avere una Ferrari", e dopo su Instagram ti compare il post della Ferrari. Infatti. È vero che ci sono dei sistemi che ascoltano quello che noi diciamo e trattano questi dati per determinati fini, che non sempre sono leciti, come appunto è successo a De Martino. Infatti. Quindi la privacy sì, ma è difficile. Insomma, Da diciamo che tutelarsi. siamo all'anno zero per adesso. Sì, praticamente sì. Valentina, senti, tra qualche giorno sarà settembre. Mi verrebbe da diventare poetico e dirti settembre andiamo, è tempo di migrare, ma al di là delle parole d'annunziane che lasciano il tempo che trovano, ma quale sarà secondo te il trend di questo autunno-inverno nel campo appunto delle investigazioni private? Cosa si fa in questa parte dell'anno? Allora, diciamo che noi abbiamo avuto un bel carico da 90 tutta l'estate perché ci sono state, diciamo, le attività che ci hanno più interessato sono state le attività relative proprio all'infedeltà, però di tipo aziendale, quindi i falsi malati, perché appunto c'erano le vacanze, molti non avevano le ferie evidentemente a sufficienza e quindi pioggia di certificati di malattia falsi e quindi una serie di attività. Io credo che alla ripresa invece ti do uno scoop, chi ci sta ascoltando secondo me ci saranno, ma perché lo vedo dalla mia agenda, della prima settimana di settembre, ci saranno molte attività di indagine sull'infedeltà. Perché è fisiologico, perché dopo un periodo di allontanamento magari estivo, chi ha una relazione extraconiugale torna alla normalità e quindi ci si incontra e quindi succede quello che non dovrebbe succedere e quindi noi siamo chiamati
ad indagare. Tantissimi altri casi secondo me riguarderanno proprio tutto quello di cui stiamo parlando, il mondo online. Noi appunto lanceremo a breve la nostra app che si chiama Scopri chi è, anzi te lo dico in anteprima, poi E faremo cosa il fa lancio Scopri chi è? e ti inviterò. E allora Scopri chi è cosa fa? È un'app che sarà poi scaricabile su tutti, diciamo, i dispositivi iPhone, Apple e quant'altro. Ti consente di tentare un tentativo di capire un po' chi c'è dietro quel profilo Instagram o profilo social, Facebook. Quindi tu magari conosci una persona, hai conosciuto una persona quest'estate, avete iniziato ad avere, non so, una relazione, un'amicizia, una qualsiasi interesse in comune, e però tu vuoi sapere se non l'hai mai visto, diciamo, fisicamente, quindi soltanto a livello online. E quindi attraverso un'analisi che noi facciamo OSINT e SOCMINT, quindi tramite insomma dei tools e dei software che noi utilizziamo, andiamo a dirti qual è la reale identità di questa persona, almeno ci proviamo, ecco, a dirti se effettivamente quella persona con cui tu stai interagendo e magari quindi stai anche andando avanti in una relazione, in un rapporto lavorativo, è quella persona che dice di essere oppure no. Ecco, mi stai facendo ricordare quella Cougar sulla sessantina che è andata a Domenica Inn da Mara Venier a dire me che la sono lei aveva persa. mollato $20.000 a Brad Pitt, che la contattava attraverso Instagram e le diceva ti amo tanto, mandava la foto del Ecco. passaporto, e alla fine questo le ha spillato, Brad Pitt si fa per dire, le ha spillato €20.000. E non era la prima volta, tra l'altro, perché a quanto pare dopo è stata abbordata da un altro Brad Pitt che si è presentato e gliene ha spillati altri, perché insomma la signora si vede che era innamorata di Brad Pitt. Che posso fare io? Evidentemente ci vuole, diciamo, possiamo dire la verità, che certe volte a noi fa comodo anche credere a determinate cose, no, perché è così lampante che siano delle fregature, che però magari siamo in un momento storico della nostra vita dove ci piace credere che di essere corteggiati a Brad Pitt, no, quindi per quelli che sono un po' più ipoteticamente realistici, evidentemente se per esempio abbiamo una relazione, ce l'abbiamo da tanto tempo, ma ogni volta che ci si propone di avere un incontro fisico, dall'altra parte si trovano delle scuse, molto probabilmente è opportuno capire, prima di fare, no, dai €20.000, di fare qualcos'altro, capire chi c'è realmente dietro quella tastiera. Ecco, che mi sembra la cosa migliore. E insomma, alla fine il reale deve vincere sempre sul virtuale. Certo, perché poi abbiamo tante sorprese e cose che effettivamente non ci aspettiamo, ma che è giusto che uno sappia. Esattamente. Allora Valentina, grazie del tuo tempo e della tua cortesia, come sempre, e al piacere di risentirci presto allora. Grazie a voi per questa piacevole chiacchierata. Alla prossima. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qu'est-ce que c'est? Mammi veri conta tu me amis che anda a fa il bagno su stradone per andare all'idroscalo. L'era lì e l'amore lo colpì, e il portaviscar del tennis e parlava dei perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, e il portaviscar del tennis
e che aveva due buoni, era il primo meraviglia, perché era un barbone, un bel dì che era Andrea a parlare e per lui l'aveva vista passare bianca e rossa che pareva il tricolore, ma per lui me stavo un più di parla e il portavisca del tennis e parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore e il portavisca del tennis e il che aveva due buoni, era il primo meraviglia perché era un barbone. Un bel dì vicino che possa camminare una macchina. Sì, arriva una macchina che viene giù che domanda: a me? Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Forlanini. Non conosco la Porta Forlanini, scusi, sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano lo conosci, so dov'è il Toscano. Lo accompagno io il Toscano, però vengi su cammino una macchina, non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì. Dove sta Barbone? Dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai viste. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada dello scalo, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene della spassa, questa è la vita del Salasso. Allora, la strada dello scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Giù sulla macchina. Bella questa macchina. Non sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni in frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, fermo però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, i sciupati di due. Ostia Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come è arrivato? Sono arrivato, ferma signore. Ferma. Un piacere che me la sa giochi, che anche a me mi guove il mio grande amore. Prova minima, sente roba de barbo, e il portaviscar del tennis, e il parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, e il portaviscar del Antonino, a te la linea. Oh, cara Natalia, puntualissima come sempre a Piazza Garibaldi, il cambio dei macchinisti, ben trovata, ben arrivata a bordo, buon lavoro mia cara. E allora, alle 13, 6 minuti, 49 secondi, avete ascoltato l'immenso Enzo Iannacci con El Portavi, scarpe del tennis, anno di grazia 1972, un'Italia e una Milano che soprattutto purtroppo non esistono più. Questa era la Milano dei bar, era la Milano di Beppe Viola, il grande amico di Enzo Iannacci, con cui erano cresciuti assieme dalle parti di Piazza di Grat. Era la Milano dell'ufficio Facce presso Gattullo, che come diceva Beppe Viola il suo panino è un'opera d'arte ma costa 80.000 lire. E insomma era una Milano, possiamo dirlo, con un volto più umano, più non dico sincero, questo no, però più umano sì, questo sì. El Gavea Loch de Boon, come dice appunto il buon Iannacci, aveva gli occhi da buono. Sì, anche la Milano di allora aveva gli occhi un po' più buoni. Questa di oggi è un po' più sparaflesciata in mezzo a Archistar, opere varie ed eventuali, metropolitane e altro. Ma se la vai a guardare, se la sai ascoltare, riesci ancora a sentire la sua anima, ad ascoltare il suo essere. Vi ricordo sempre questo bellissimo libro di Alberto Savinio, il fratello di Giorgio De Chirico, Ascolto il tuo cuore città, bellissimo, che racconta questa Milano di prima dei bombardamenti del 1943, che però è già una città aerea, già una città che ha questa idea
di verticalità, di volare tra i palazzi, eccetera, eccetera, eccetera. Bellissimo libro davvero. Va bene, le 13, 8 minuti e 36 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, 0292947222. Abbiamo tempo per prendere una telefonata al volo. Nel frattempo vi dico, dall'Aggi c'è stata una violenta esplosione al parco del Biolago a Monclassico in Trentino. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a seguito di un'esplosione al parco del Biolago a Monclassico nella zona di Dimaro. Lo scoppio si è verificato stamattina poco dopo le ore 8:30. Secondo quanto riferito dal 118, i feriti sono 2 operai comunali di circa 40 anni che stanno facendo lavori di manutenzione. Hanno riportato lesioni da codice rosso. Pare che lo scoppio sia stato causato dal malfunzionamento di un compressore che si trova all'interno di un furgone. Gli operai, nel tentativo di spegnere le fiamme, sono stati colpiti da un secondo scoppio, quello di una tanica di benzina. Secondo le prime informazioni, entrambi sono sempre rimasti coscienti. L'operaio più grave è stato trasportato all'ospedale di Trento, l'altro a quello di Cles. Così l'Aggi su quanto avvenuto. Andiamo a dare anche un'occhiata all'ANSA, dopodiché vi ricordo anche 340 670 9659. Grazie ancora a Valentina Tarricone per il suo tempo. Nel mentre sta parlando la Meloni, la reazione di Israele a Gaza è andata oltre, sull'UE Draghi ha ragione, è la prima volta che partecipa da Presidente del Consiglio, sui migranti giudici e burocrati non ci fermeranno, andremo avanti con la riforma della giustizia. Adesso però è tempo di dare la voce a Celeste Vichi, la Presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele. Parliamo della povera Mara, questa ragazza che è arrivata dalla Palestina e che è stata data come morta per denutrizione e in realtà si trattava di leucemia. State a sentire che cosa ci siamo detti. Natalia, se sei pronta, vai pure, per favore. E allora io ho il piacere di ritrovare Celeste Vichi, che è la Presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele, nonché avvocatessa. E Celeste, senti, io ho qui un tuo pezzo che è uscito su Ad Hoc News, il caso di Marah Abu Zuri tra medicina e strumentalizzazioni politiche. Prima di tutto vogliamo ricordare a chi ci ascolta chi era questa ragazzina? Sì, allora grazie per l'invito, grazie a te e a Radio Libertà per sempre per l'attenzione che mostrate sempre su questi temi. Sì, Marah Abu Zuri è una ragazza palestinese che nella notte tra il 13 e il 14 agosto è stata trasferita in Italia da Gaza in virtù di un coordinamento che si era creato appunto tra le nostre istituzioni italiane e le autorità israeliane, segnatamente con il COGAT. Il COGAT, lo voglio dire così facciamo anche un po' di approfondimento su questo tema, è un coordinamento, un'istituzione israeliana che si occupa di coordinare le attività governative nei territori, quindi è proprio uno strumento creato ad hoc di Israele per cercare di creare e sviluppare anche relazioni tra Israele e la popolazione palestinese, fornendo anche assistenza sanitaria, cibo, assistenza di tipo sociale. Quindi questa è una struttura che esiste già da diversi anni in Israele e che ha lavorato tantissimo. Quindi attraverso, diciamo, il coordinamento tra le autorità italiane e il COGAT, Mara è arrivata al pronto soccorso ospedale di Pisa, che è a Cisanello. E tutto il problema si è incentrato sulla presenza di un certificato che era stato rilasciato, a differenza di quello che è stato affermato dai vari media, dal Nasser Hospital Gaza Cancer Center, quindi che è un ospedale non israeliano, ma è un ospedale gazawi, quindi è importante questo dirlo, che attestava
questo certificato la presenza di indicatori di promeleuciti leucemici che indicano la presenza di una leucemia. E quindi la giovane veniva appunto ricoverata nel reparto di ematologia proprio per la presenza di questi indicatori che evidenziavano uno stato leucemico. Il 16 agosto Mara decedeva a seguito di un edema polmonare e di uno scompenso cardiaco che non controllabile. Quindi il trasferimento era avvenuto solo il 13 agosto, ricordiamo che le autorità comunque israeliane avevano già autorizzato, grazie a questo corridoio sanitario, il trasferimento già da diverso tempo, quindi tra il 13 e quindi il 14 Mara arriva, le sue situazioni precipitano e viene a mancare il 16. Ora, quello che diciamo è importante evidenziare è che le condizioni cliniche al momento dell'arrivo di questa ragazza, cosa che non è stata sufficientemente sottolineata diciamo dal principale mainstream, è che non richiedevano interventi di urgenza, procedure rianimatorie, né come dire, importanti, ne veniva evidenziata la necessità di attivare dei provvedimenti salvavita specifici contro una possibile malnutrizione. È questo il dato importante, perché né al pronto soccorso, quando questa ragazza arriva, né durante poi la degenza successiva, nei successivi 3 giorni, diciamo, la malnutrizione è mai stata considerata la causa determinante del quadro clinico. Malnutrizione che poi invece è stata, mai accertata in realtà, e che è stata poi politicamente utilizzata dai media, è stata utilizzata anche poi appunto politicamente dalla politica per addossare tutta la responsabilità su Israele della morte di questa ragazza per fame. Però ecco, ciò che io ho voluto evidenziare in questo articolo, devo dire isolato, è stato quello di porre in essere degli interrogativi, perché la stessa responsabile del reparto di ematologia aveva sottolineato come appunto il decesso non fosse voluto a malnutrizione, ma a una patologia, dicevano, sottostante, non ancora accertata, e però compatibile con un deferimento. Quindi il problema era cercare di capire il perché di questo deferimento che la politica, vorrei citare l'assessora Nardini della Regione Toscana, ha invece imputato immediatamente al tema della malnutrizione. In realtà la ragazza successivamente, dopo che è mancata, non è stata sottoposta ad un'autopsia in modo tale da poter poi effettivamente rinvenire le cause reali del decesso, verificare anche se l'iter assistenziale abbia seguito le corrette priorità mediche, perché il punto che vogliamo dire è questo: se noi abbiamo un paziente che viene affidato alle cure del servizio sanitario nazionale, in una delle eccellenze oltretutto del nostro paese, perché l'ospedale, io stessa sono di Pisa, l'ospedale di Cisanello è una delle eccellenze sanitarie dell'Italia, italiane. Ecco, se arriva una paziente in questo caso è stato di malnutrizione, i medici di fronte a una malnutrizione subito si accorgono di essere in presenza di una patologia di questo tipo e possono attivare immediatamente dei provvedimenti immediati di salvavita. Cioè, in un ospedale di alta qualità di questo tipo non è possibile che i medici non si accorgano dell'esistenza di una malnutrizione. Quindi ecco perché, torno a dire, forse sarebbe, prima di strumentalizzare tutto questo caso, sarebbe
stato opportuno disporre un'autopsia, proprio perché i sanitari sin dall'inizio non avevano attivato delle misure salvavita né durante, diciamo, l'arrivo al pronto soccorso né durante tutta la degenza. E se quindi, il mio ragionamento è questo, se invece si fosse trattato, come afferma la politica, come ha affermato l'assessora Nardini fortemente, se si fosse trattato di una malnutrizione, allora sarebbero state davvero seguite correttamente le priorità mediche. Se la povera Mara è stata affidata alle cure d'eccellenza di un ospedale italiano, fosse morta di malnutrizione dopo 48 ore dal ricovero, come in questo caso, forse la magistratura avrebbe aperto un fascicolo, cosa che non è. Infatti la magistratura ha immediatamente archiviato queste ipotesi. Quindi io ritengo che per amore di verità, invece di strumentalizzare un caso così tragico di una giovane ragazza e anche in un contesto di guerra terribile, sarebbe forse stato più opportuno che la politica entrasse meno a gamba tesa e avesse, invece di alimentare tesi prive di fondamento scientifico, avesse cercato di identificare, trovare la verità, proprio perché poi, come ricordava anche la professoressa Galimberti, anche nelle dichiarazioni che aveva rilasciato alla stampa, aveva detto che non poteva dire che si trattava di malnutrizione. Dice: questo non lo so, anche perché questa condizione di ipoproteinemia che loro avevano rilevato poteva essere, torno a dire, compatibile anche con altre situazioni, quindi non con la malnutrizione, con la leucemia e chissà con che cosa. Ecco, quindi io dico e penso che non dovremmo abiurare al dubbio, cioè di fronte a tutte le situazioni che riguardano questo conflitto, Israele, purtroppo la classe politica si pone di fronte con delle granitiche certezze, senza mai porre in essere il beneficio del dubbio. In particolare, adottare una certa prudenza sarebbe stato quanto mai opportuno, come in questo caso, dove c'era di mezzo la vita di una ragazza, ma anche poi il corretto operato dell'eccellenza medica del nostro paese, perché non è possibile morire in 4 ore in un ospedale italiano di malnutrizione, cioè le procedure di salvavita sarebbero state tali per cui la ragazza non sarebbe morta se fosse arrivata veramente malnutrita. Certo. Senti però, Celeste, uscendo da questo caso, io vorrei allargarmi un pochettino di più alla tua regione, la Toscana. Voglio dire, sto parlando con una abitante di Livorno, città che nacque appunto proprio all'insegna della lotta all'antisemitismo, le famose patenti livornine che portarono alla nascita di Livorno, diedero piena libertà agli ebrei e così via. Ecco, a maggior ragione, ma che cosa diavolo sta succedendo in Toscana? Prima quel comune che ora non mi ricordo come si chiama, che vieta, che decide di abiurare, di cancellare la fornitura di farmaci prodotti dalla Teva o comunque da aziende made in Israele. Poi le due dottoresse che fanno, la dottoressa che fa il video che butta le medicine israeliane dentro il cestino, poi si scusano e qua e là. Da ultimo anche il governatore Gianni, insomma, che si presenta di nuovo come potenziale per prorogare, insomma, per una rielezione nel ruolo di governatore della regione. Ma che cosa sta succedendo in tutto questo? Sì, So che tu hai avuto modo di criticare, tra l'altro, Gianni a proposito del suo rapporto con Israele. Sì, ho criticato Gianni. Allora, innanzitutto è stata anche, diciamo, un brutto risveglio, una brutta sorpresa,
perché comunque onore al merito, bisogna ricordare che 3 anni fa la Regione Toscana aveva adottato all'unanimità in Consiglio la definizione operativa di antisemitismo AIRA, che equipara antisemitismo ad antisionismo, proprio per evitare tutte quelle condotte che abbiamo visto realizzarsi in questi giorni. Quindi io all'epoca incontrai Gianni in occasione di una manifestazione di contrasto all'antisemitismo e accettò, in quella sede gli proposi come presidente dell'associazione Unione Associazioni Italia Israele di adottare questa definizione, e devo dire che accolse l'iniziativa immediatamente di buon grado, e di qui ecco l'adozione proprio all'unanimità, quindi trasversalmente di tutte le forze politiche di questa definizione. Ora purtroppo bisogna registrare che il conflitto in Medio Oriente viene, a mio avviso, utilizzato anche per ottenere un facile consenso, visto che purtroppo in Toscana siamo a breve vicini alle elezioni regionali, e quindi adottare provvedimenti contro Israele non fanno altro che accrescere un consenso crescente. Di qui infatti la scelta dell'amministrazione regionale non solo regionale, di interrompere tutti i rapporti, le relazioni istituzionali, accademiche, scientifiche con lo Stato di Israele. Quindi diciamo da questa scelta scellerata adottata dal nostro Consiglio regionale è ricaduta, ci sono stati quegli episodi che tu richiamavi del ritiro diciamo del boicottaggio dei farmaci israeliani in alcune farmacie, per ricordo Sesto Fiorentino, ma ora anche San Gimignano, tantissimi altri comuni l'hanno fatto per punire le aziende israeliane, e in particolare la Teva. Ora, la Teva è un'azienda farmaceutica che sì è israeliana, però è importante sottolineare che ha 4 stabilimenti in Italia e che producono farmaci generici. Quindi la Teva è la prima azienda italiana, voglio dire, che in Italia produce farmaci generici, la prima. In Toscana è la seconda per farmaci, sempre per la produzione di farmaci generici, e quindi promuovendo un boicottaggio nei confronti di questa azienda in realtà non si va affatto a colpire Israele, ma si vanno a colpire aziende italiane con 1400 lavoratori italiani, oltre a tutto il disvalore in termini morali, ma anche di antisemitismo che questa scelta si porta dietro, perché si cerca di colpire un popolo, quindi in questo senso il popolo attraverso la Teva, il popolo israeliano, quando in realtà magari si vorrebbe controllare il governo israeliano. Quindi c'è una sovrapposizione di livelli incredibile che non fanno altro che fomentare odio, e così è infatti il fatto gravissimo di cui facevi riferimento tu, delle 2 dottoresse. Cioè, qui si tratta, noi abbiamo diciamo stiamo monitorando come associazione questo episodio gravissimo, anche perché dovrà essere accertato se i farmaci che venivano buttati nel cestino fossero farmaci effettivamente pagati dallo Stato italiano, e poi la cosa spregevole è che questo video è stato girato all'interno di un luogo di lavoro, che è quello che è del Servizio Sanitario Nazionale, che invece dovrebbe essere il regno della terzietà, dell'indipendenza, dove non si dovrebbe consentire alla politica, non si dovrebbe consentire a certe ideologie di penetrare, ecco. Quindi questo è un caso gravissimo. Certo.
Senti, c'è un modo per uscire da questo clima veramente disgustoso? Tra l'altro viene fuori dalle inchieste del Tempo questo Hannun, insomma, presidente dell'associazione Cupola d'Oro, sembrerebbe, potrebbe essere qualcuno, un Hannun che risulterebbe, insomma, che risulta da un documento del Sismi dell'86 come implicato nelle stragi dei primi anni '80 in Italia, quindi l'attacco alla sinagoga nell'82. Alla sinagoga di Roma, esatto, nell'82. E quella dell'85, l'attacco dell'85 a Fiumicino. Ecco, ancora non c'è nessuna conferma, però se fosse lui, cosa dovrebbe fare il governo italiano? Questo allora, intanto quello che tu segnali è un problema gravissimo, perché intanto farebbe capire che probabilmente questo lodo Moro in Italia parrebbe non essere finito mai, cioè queste infiltrazioni del mondo terrorista palestinese nel mondo della nostra politica, nella politica della sinistra, quindi queste cointeressenze sarebbero chiarissime. Il governo italiano dovrebbe aprire quantomeno subito, immediatamente, una commissione di indagine, una commissione di inchiesta su questo. Sarebbe il primo atto da dover porre in essere, aprire una commissione di inchiesta e fare in modo che queste evidenze passassero da un'inchiesta giornalistica che sta portando avanti il Tempo, passassero nelle aule del Parlamento e venissero sviscerate a livello istituzionale per fare chiarezza, proprio e trattate con la delicatezza e la serietà del caso, perché questi sono tutti eventi che ci pongono sempre di più il fianco a strumentalizzazioni con ricadute che possono anche fomentare l'antisemitismo. Quindi io ritengo che trattare questo tema nelle istituzioni deputate, quindi nel Parlamento, dovrebbe essere la sede più giusta. Mi pare giusto. Senti, per concludere, ora viene settembre, quali saranno i vostri prossimi appuntamenti? Allora, i nostri prossimi appuntamenti saranno nel mese di ottobre. Le nostre associazioni si stanno preparando per commemorare il 7 ottobre con tutta una serie di eventi molto importanti distribuiti su tutto il territorio del nostro paese, nelle varie città. Ne avremo uno molto bello a Verona, e poi alla fine di ottobre ci sarà il nostro congresso nazionale, che quindi vi preghiamo di seguire. Siamo già sicuri che Radio Libertà ci seguirà con attenzione. Avremo ospiti molto importanti, quindi vi aspettiamo. Molto bene, noi saremo con voi. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie Antonino, un saluto agli ascoltatori di Radio Libertà. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Era la festa di San Gennaro, quando folla per la via, con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di pignatari che suonava il Parsifal, il maestro sul piedistallo che faceva deliziare. Nel momento culminante del finale travolgente,
niente a tutto, che la gente sa fumare a zazza, a zazza, quella maronna mia, come fa zazza, senza staia, para zazza, che t'ho perduta in me, che ha trovato zazza, e m'ha portato a me, chiamala tua, tu faci m'ambresse, chiamala tua, con la banda in testa, tutte quante mi grida, Isaia stacca, Isaia stacca, Isaia stacca, zan 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 era la festa di San Gennaro, l'anno appresso, canta e suona, banderella a processione, chi se può dimenticare? C'era la banda di vignatari, centinaia di bancarelle, di torrone e di nacilla che facevano incantare. Come allora, quel mio vai, ritornò per quella via, ritornò pure Saia, sempre in cerca, in zazza. Quella maronna mia, come fa zazza, senza staia, para zazza, che t'ho perduta in me, che ha trovato zazza, e m'ha portato a me, chiamala tua, tu faci m'ambresse, chiamala tua, con la penna in testa, damelo, pure a lei glielo dirò, damelo zazza, damelo zazza, damelo zazza, 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 Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Antonino, a te la linea. Oh, grazie cara Natalia, avete ascoltato l'immortale Gabriella Ferri con Dove sta Zazà, a noi grazia 1971, sono le 13:37 minuti e 13 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, buon appetito se vi siete seduti a tavola o buon caffè se avete terminato, chiaramente. Io insomma vi accompagno ancora per un pochettino, poi alle 13:55, minuto più, minuto meno, noi ci saluteremo. 0292947222 se avete voglia di dire la vostra, se avete voglia di intervenire. Intanto vi dico che la Meloni sta parlando al meeting di Rimini e cosa dice? Su Gaza Israele è andata oltre, l'UE rischia l'irrilevanza, Draghi ha ragione, la Premier, scrive l'ANSA. Al meeting di Rimini sui migranti, giudici e burocrati non ci fermeranno, andremo avanti con la riforma della giustizia. È tempo di concentrare l'attenzione sul ceto medio, lavoriamo a un piano casa a prezzi calmierati per i giovani.
La Premier Giorgia Meloni alla Fiera di Rimini per partecipare al meeting di Comunione e Liberazione, la prima volta Presidente del Consiglio, per toccare con mano se ancora vale quell'attestato di fiducia che le aveva attribuito il meeting nel 2022 con le elezioni politiche che l'avrebbero portata a Palazzo Chigi alle porte. La Premier è stata accolta dal presidente della Fondazione Meeting Scholz, dal sindaco di Rimini Jamil Sadego Valad, dalla prefetta di Rimini Giuseppina Cassone. Applausi dei presenti al suo ingresso, qualcuno ha gridato "Viva Giorgia!". Grazie per questa accoglienza commovente, così la Meloni. La Premier si era commossa poco prima quando la platea le ha tributato un grande applauso. Il meeting da quasi mezzo secolo segna un momento fondamentale nel dibattito e per me è un piacere e un onore essere qui. Quello che accade qui ogni anno è estremamente prezioso, so bene quanto sacrificio e dedizione richiedano eventi come questo. Il campo in cui abbiamo dimostrato di voler stare non è quello delle ideologie, delle utopie, di chi vuol modellare la realtà. Il campo che abbiamo scelto è il campo del reale, perché 1.000 miliardi di idee non valgono una sola persona. Per loro bisogna vivere e morire. E ancora la Meloni. La stampa internazionale è mai benevola con noi, anch'essa è portata spesso a considerarci un'anomalia positiva. Non cito i tanti profeti di sventura che vedevano proprio nella politica estera il tallone d'Achille per il governo. E per il governo posso augurarmi che in cuor loro siano tutti contenti di essersi sbagliati. Così la Presidente del Consiglio. La proposta italiana del modello articolo 5 della NATO per le garanzie di sicurezza di Kiev è la principale sul tavolo, un possibile contributo alla pace che la nostra nazione ha fornito e penso che dobbiamo esserne fieri. Ancora condanniamo l'ingiustificabile uccisione dei giornalisti, un inaccettabile attacco alla libertà di stampa da tutti coloro che rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra. Qui la Meloni sta parlando di Gaza. E aggiunge: non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto all'autodifesa di Israele dopo l'orrore del 7 ottobre, ma allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti e arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane. La Meloni ha chiesto ancora il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas. Rivendichiamo il ruolo ricoperto dall'Italia in questa crisi. Siamo il primo paese non musulmano per evacuazioni sanitarie da Gaza. C'è chi scrive le mozioni e chi salva bambini. Io sono fiera di far parte dei secondi. E poi la Meloni, riferisce l'ANSA, ha parlato anche dell'UE. L'UE è sempre più condannata all'irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere efficacemente alle sfide di competitività poste da Cina e USA, come ha giustamente rilevato Mario Draghi da questo palco. Molte delle critiche che ho sentito rispetto all'attuale condizione dell'UE le condivido così tanto da averle formulate molto spesso nel corso degli anni, tanto da venire criticata aspramente anche da chi oggi si spella le mani. E ancora, voglio dire con chiarezza che ogni tentativo che verrà fatto di impedirci di governare il fenomeno dell'immigrazione illegale verrà rispedita al mittente. Non c'è giudice, politico, burocrate che possa impedirci di far rispettare la legge dello Stato italiano, di garantire la sicurezza dei cittadini, combattere gli schiavisti del terzo millennio e salvare vite umane. Una delle priorità con cui intendiamo lavorare con Matteo Salvini, che ringrazio, è il grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie, perché senza una casa è più difficile costruirsi una famiglia. E ancora, faremo tutto il necessario per ricostruire una società amica della famiglia e della natalità, nella quale la genitorialità sia protetta e sostenuta. Abbiamo avviato la riforma dell'IRPEF, ora è tempo di fare di più e concentrare la nostra attenzione sul ceto medio. Andremo avanti con la riforma della giustizia, poi, nonostante le invasioni in campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare. E infine, sull'educazione non dobbiamo avere timore a trovare gli strumenti che assicurino alle famiglie il diritto di esercitare pienamente la libertà educativa. L'Italia è rimasta l'ultima nazione nell'UE senza un'effettiva parità scolastica. Credo sia giusto ragionare sgombrando il campo da pregiudizi ideologici. Quindi l'Italia disegnata da Giorgia Meloni quest'oggi al meeting è un'Italia che non rilancia, diciamo così, non lascia ma raddoppia, come potete ben vedere
nella sua attività di governo. Ci concentreremo col ceto medio, significa quello che diceva appunto stamattina il nostro Giulio Cainarca, citando Matteo Salvini in un'intervista al sussidiario.net, e cioè la pace fiscale, la rottamazione quinquies e la flat tax per tutti quanti, il che mi sembra un ottimo programma per quanto riguarda il fisco di questo paese e può essere in grado di dare una mano a far muovere l'economia di questa benedetta nazione. Che ora si è fatta? Le 13:43 minuti e 43 secondi. Adesso noi però andiamo a vedere, apriamo il mercatello. Natalia, c'è una fotografia delle bollette antiche, tu probabilmente non hai fatto a tempo a conoscerle, che trovi nella chat nella chat della regia, e naturalmente parliamo al mercatello quest'oggi del concetto clou. Dopodomani noi chiudiamo e naturalmente di che cosa possiamo parlare? Del classico dei classici, che riguarda qualunque estate che si rispetti, perché nel bene e nel male, quando l'estate finiva, succedeva sempre e comunque una cosa. Cosa? Succedeva che al rientro ti trovavi gli aumenti. E badate bene, questo è proprio tipico di tutte le estati italiane. Andiamo a vedere, senza andare troppo a ritroso nel tempo, la Stampa, l'archivio della Stampa, bellissimo archivio online. Lunedì 7 di agosto del 1978 c'è Agnelli che sta parlando di economia e di sindacato dietro la porta di Zoff e dice: dopo le ferie non si potrà più rinviare. Il presidente della Fiat difende la scala mobile, ma dice che ci potranno essere nuovi pesanti aumenti salariali. Giustifica i manager delle aziende di Stato, salario e orari. Ora, nell'estate del 78 Agnelli che dice vi alziamo gli stipendi mi sembra un'ottima idea, ecco, però dalle tribune si leva un boato, assegnato Bettega, il 10° del primo tempo. Agnelli commenta soddisfatto l'azione di gioco. Poi risponde: in un paese con un tasso di inflazione uguale a zero anche l'effetto della contingenza sarebbe nullo. Se viviamo invece con un governo che non è in condizioni di mantenere fermi tutti gli altri elementi del quadro economico, evidentemente la scala mobile diventa una forza di accelerazione. Si dovrebbe riuscire a ridurre la spesa pubblica e bloccare le altre componenti del tasso di inflazione. È necessario recuperare terreno con gli accordi all'atere e non rimettendo in discussione la scala mobile. Sono convinto che l'intesa del 78 abbia evitato molta conflittualità in fabbrica. Quindi con l'attuale meccanismo di indicizzazione della scala mobile non dovrebbe più esserci la necessità di aumenti salariali. Non ci doveva essere fin dall'inizio, poiché si partiva dal presupposto che gli aumenti dovevano essere dati solo in relazione agli incrementi di produttività, ma non è stato così. In campo la Juventus si muove bene, anche considerando che la squadra si allena da appena 5 giorni. Il pubblico di villeggianti e tifosi giunti da Milano, Novara, Varese si diverte. Agnelli, quest'anno vinceremo tutto, si sente gridare. Finita la parentesi spensierata delle serie, i lavoratori dell'industria concluderanno il dibattito per la preparazione delle richieste contrattuali? Si accontenteranno di 10.000 lire in più? Guardi, risponde Agnelli, i vertici sindacali hanno detto di non voler spingere sul pedale delle rivendicazioni economiche, ma vogliono ottenere più potere in fabbrica. Bisogna vedere come si equilibreranno questi due elementi. Si tratta di un terreno minato? Sì, è un discorso difficile da misurare concretamente, però quello che vogliono è abbastanza chiaro: poter condividere certe decisioni determinanti delle aziende. È una strada percorribile? In Scandinavia e Germania ci sono comitati di cogestione con gli operai nei consigli d'amministrazione. Naturalmente tutto dipende dal grado di civiltà dei rapporti industriali all'interno del sistema. Ci spostiamo all'agosto del 1979, lunedì 27 di agosto, ed ecco che 27 di agosto di 46 anni fa, come oggi, dopo le ferie, una raffica di aumenti.
E ora ci aspetta un autunno amaro, signore e signori. A partire da settembre ci attende una raffica di rincari, alcuni sicuri, come quelli dei biglietti ferroviari e aerei. Altri in agguato, cresceranno molto probabilmente le bollette della luce, quelle del telefono e il canone TV. Costerà di più mangiare, pasta, olio, carne, latte, frutta aumenteranno, vestirsi almeno dal 15 al 20%. E persino curarsi, i listini dei medicinali saranno ritoccati in media del 21%. Ma il colpo più duro verrà dal gasolio. In base agli aumenti già decisi, si calcola che la spesa per il riscaldamento salirà del 35%, sempre che ci sia combustibile a sufficienza. Già, perché nell'estate del 1979 il secondo shock petrolifero mieteva le sue vittime. C'è il rischio reale che la crisi energetica precipiti e il governo studia misure per limitare i consumi. Ma la scelta del prezzo alto come spauracchio non è certo risolutiva senza un piano generale. Si deve decidere sulle centrali nucleari, tenendo ben presenti i pericoli, sul recupero del carbone, sulle fonti alternative cosiddette morbide o pulite come l'energia solare. In Europa siamo rimasti praticamente i soli a non aver ancora preso provvedimenti al di là di semplici rincari. Oh cavolo, pare scritto adesso. Però per fortuna ieri il ministro Pichetto Frattini, il ministro dell'ambiente, è andato al meeting e ha detto che l'Italia andrà col nucleare. I sindacati sembrano decisi a impegnarsi a fondo nella battaglia dei prezzi, hanno già chiesto un incontro col Presidente del Consiglio. Temono che il caro vita divori in poco tempo i miglioramenti ottenuti dai lavoratori con i contratti di luglio. Il confronto si intreccerà con quello della politica fiscale, il Ministero delle Finanze esamina modifiche e si inasprirà inevitabilmente la guerra per l'intangibilità della scala mobile, soprattutto se si considera la distanza delle posizioni assunte da governo, imprenditori, sindacati. Questi ultimi sono fermi a un secco no a ogni novità suggestiva come quella di rimborsare il mancato introito derivante dagli scatti con esenzioni fiscali. Il movimento sindacale è rigido anche perché ha paura di veder compromessa la sua credibilità in fabbrica, già intaccata dal malumore dei lavoratori per la strategia dei sacrifici. La questione è tuttora calda anche al vertice. Benvenuto e Lama polemizzano apertamente sul metodo dell'austerità, mentre la CISL per adesso sta a guardare. Il leader della UIL in particolare giudica una forzatura il parallelo avanzato dalla CGIL fra la linea austera dell'EUR e quella comunista del compromesso storico. Dissensi che sono il riflesso della precaria situazione politica, con i partiti all'affannosa ricerca di un qualche equilibrio di governo che consenta di governare stabilmente. Cossiga, anch'egli da stamane al lavoro, e già in quell'estate del 79 era lui il premier, pare comunque voglia sfruttare appieno questi mesi di tregua almeno per impostare una soluzione ai problemi di fondo, dall'ordine pubblico all'energia, dall'inflazione alla produzione. Poi è andata come è andata. Martedì 1 settembre del 1987 la Stampa fa questa paginona, vi presentiamo la sindrome del dopoferie, i problemi dell'autunno, inflazione, traffico, rimpianti. Tutte le fabbriche in attività, in vista il nodo dei contratti. Tutte le fabbriche hanno ormai ripreso la produzione, solo qualche commerciante deve ancora aprire la bottega, ma oggi 1 settembre, data fatidica perché comincia il mese che avvicina all'autunno, si volta definitivamente pagina e tutto torna come prima, compreso traffico e difficoltà di parcheggio. Bruno Manghi, segretario provinciale della CISL, spiega che sul fronte del lavoro le questioni da affrontare sono molte e spinose, a cominciare dalle retribuzioni nel settore privato, squilibrate nel rapporto col costo della vita e la produttività in fabbrica. C'è un disagio diffuso tra operai e impiegati, dice Manghi, che bisognerà discutere col governo ma anche con gli enti locali, anche alla luce della legge finanziaria che sarà approvata, ricordando anche la pressione fiscale sostenuta, come sappiamo, soprattutto dal lavoro dipendente. L'adeguamento delle retribuzioni avverrà con una contrattazione articolata nelle medie e grandi aziende e non sarà un'operazione facile perché ci sono diverse tendenze, aumenti uguali per tutti legati ai livelli o alla produttività? A saperlo. Infine si parlerà anche dell'ambiente di lavoro e della salute non più monetizzabili e di quelle migliaia di lavoratori 40-50 anni, magari di bassa specializzazione, espulsi da piccole aziende soprattutto nella provincia, non in grado di essere assorbiti dal mercato del lavoro. Nel 1987 erano esodati, ma non si chiamavano così.
Portanuova, lo stupore, signore e signori, un rientro ordinato. Il rientro dalle ferie è stato intelligente anche sui binari ferroviari. A Portanuova gli arrivi di treni dal sud ordinari e straordinari, più diversi convogli charter organizzati da 2 agenzie di viaggio, non solo sono stati regolari con ritardi massimi di un'ora, ma non hanno provocato la consueta confusione sotto le pensiline. Le migliaia di persone che erano partite da Torino all'inizio delle vacanze, 20.000 solo tra il 30 luglio e il 1 agosto, sono tornate con ordine nel corso di tutta la scorsa settimana. Anche la giornata clou, quella di sabato, con 6 treni speciali in aggiunta ai 18 ordinari in arrivo dal sud, è trascorsa tranquilla. Lo assicurano persino un po' stupiti dalla direzione compartimentale delle ferrovie. Poi, tra l'altro, nel 1987 Torino guardava al futuro con la metropolitana, signori. Viaggerà in superficie, ma sarà un vero metro. Ormai almeno sulla carta il quadro è completo. Anziché delle 5 linee previste all'inizio, Torino dovrà accontentarsi di 2 linee metropolitane, 1 e 4, sotterranee nella zona centrale, servite da motrici da 300 posti, oltre ad alcuni altri percorsi rinnovati da tram a pianale ribassato, tra cui la vilipesa linea 3. Sostiene l'ingegner Fava, direttore generale dei trasporti torinesi: condannarla senza appello come aborto di metropolitana è contestabile, se non altro perché questa linea non è affatto una metropolitana, ma una linea tranviaria in sede protetta, provvisoriamente servita in prestito temporaneo con motrici M1. La metropolitana leggera, che per inciso si chiama così non perché debba obbligatoriamente scorrere in superficie, ma perché è in grado di viaggiare su normali binari tranviari, arriverà quando saranno completate le gallerie in centro per la 1 e per la 4. Poi dopo le cose sono andate diversamente, perché è stata fatta la VAL, la metropolitana, quella su ruote come c'è in Francia. E poi chiudiamo con le vacanze di questo 1 di settembre del 1987. In Turchia e Grecia si parlava torinese, signore e signori. Turchia e Grecia al primo posto. Raccontano che a Mykonos, nelle Cycladi, si sentiva parlare solo in italiano. Grandi masse di viaggiatori si sono riversate anche sulla costa spagnola, ancora conveniente, specialmente se ci si orienta sugli appartamenti in affitto. Perché se la pensione completa negli alberghi costa poco, è anche vero che la qualità del cibo è medio-bassa. Overbooking anche per la Tunisia, molti sono tornati soddisfatti anche dalla cucina, con pesce in abbondanza. Richiesta alla Jugoslavia anche in camere private, e un'imponente migrazione di giovani verso gli Stati Uniti. La Jugoslavia, signori, quanto tempo è passato, eh? Per finire, lunedì 26 agosto del 91, dopo le ferie, tasse per tutti. E vai, il governo riprende il lavoro sulla finanziaria, Formica riunisce gli 007. Condoni, in cantiere ce ne sono 3, arretrati del contenzioso, una volta che il Parlamento avrà approvato la riforma del giudizio tributario. Il secondo, per incassare almeno una parte dei crediti delle imposte dirette dichiarate inesigibili dalle ex esattorie. Infine, riaprire i termini del condono tributario sulla casa. E vai! E infine, botte, CCT e BTP. Questa mattina scade il termine per la presentazione delle richieste per l'asta dei bot da 37.000 miliardi di lire. Da metà settimana si procederà invece con le aste dei titoli a medio-lungo termine. Lo sentite anche voi, quel buon profumo di Prima Repubblica. E queste che vedete sui nostri canali sono le vecchie bollette della luce, come si facevano una volta. Tra l'altro questa è bolletta pagata, perché la bolletta tutta intera era alta così, come si vede, però larga il doppio. Erano questi due affiancati, uno accanto all'altro, e si apriva con un movimento tipo libretto, da cui anche tutta una serie di insulti quando si era ragazzi, tipo ti apro la faccia, beh, non proprio la faccia, come la bolletta del gas. Va bene, le 13, 57 minuti e 28 secondi, noi chiudiamo qui, ci salutiamo con Fausto Papetti, Senza fine, del 1976, appuntamento domani, giovedì 28 di agosto dell'anno del Signore 2025, alle ore 8:30, sulle magiche onde di Radio Libertà per la rassegna stampa, e poi dalle 12 alle 14 con Capitaneria di Porto. Grazie per essere stati con noi. Alle 15 ora liberamente di Giovanni Sallusti, il nostro direttore responsabile. Ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire.
Vi ha parlato Antonino Danna. Buona giornata.